Dai compagni di scuola ai compagni di militare, a tutti i parenti che mi chiamano, mi chiedono, io dico a tutti, noi siamo tranquilli, qui cioè, la situazione è lineare, è come fosse un mese fa, 2 mesi fa, un anno fa, non c'è niente di particolare. Siamo tutti ben sperosi di un finale a lieto fine. Non ha perso né il sorriso né la voglia di fare Stefano Antonioli, chef trevigiano a Kiev, in quella Ucraina al centro dei timori mondiali. 45 anni, originario di Roncade, è qui che Stefano ha deciso di vivere dal 1999, affermandosi prima nel campo della ristorazione, poi mettendo su famiglia con Olga. Insieme hanno un figlio, Angelo, di 17 anni, all'ultimo anno di college. Una vita piena che nessuno vuole lasciare, anche se il consiglio della Farnesina agli italiani all'estero è quello di rientrare. Noi abbiamo casa, abbiamo famiglia, abbiamo parenti, abbiamo tutto qua, cioè, è una cosa un po' diversa, ecco. Quindi mollare tutto e andare via, penso sarà solo quando succederà, e se succederà, ma non penso che succederà, il patatrac. Un'ipotesi che per Stefano è lontana. La vita nel paese va avanti, il suo ristorante dove si gustano anche le pietanze venete si sta preparando al pienone per San Valentino. Insomma, si lavora come sempre. Noi veneti, no, siamo un po' particolari, nel senso a noi piace lavorare, io sono al lavoro dalle 10 di mattina a mezzanotte. E la presenza veneta in Ucraina è massiccia, 40 le aziende che hanno sedi operative, diverse quelle dello Sport System, senza considerare l'export che vale 253 milioni di euro, ma a preoccupare sono anche le possibili sanzioni che potrebbero essere comminate alla Russia. Già le sanzioni che sono state messe in atto qualche anno fa hanno rallentato molto le esportazioni, sebbene qualcuno insomma le abbia girate passando magari per l'ex Jugoslavia e via. Però questo preoccupa molto perché siamo in un momento di ripresa, c'è moltissima difficoltà dovuta all'aumento del caro dell'energia, dovuto appunto a queste tensioni politiche e la questione non si risolve in 448. Caro gas che a sua volta è in parte collegato alle tensioni ucraine, aggiungendo incertezza a incertezza.